Guardiamo il futuro e lo facciamo attraverso un documentario che si chiama Taranto Chiama, che sarà proiettato lunedì in anteprima a Taranto e racconta, diciamo, il rapporto della città con la fabbrica nella sua storia e quindi, diciamo, guardando anche al futuro, momento di grande attualità, momento cruciale per la scelta, diciamo, di questo legame della città con l'acciaio e con la sua produzione e tutte le sue conseguenze. Perché Taranto Chiama? Ve l'abbiamo già raccontato altre volte, però magari proviamo a rinfrescarvi la memoria con l'ideatrice e la regista Rosy Battaglia, che è in collegamento con noi. Buongiorno Rosy. Buongiorno Francesco e grazie per il pezzo che mi ha preceduto, che piace molto anche a me. Okay. Soffro lo stress e vedi, diciamo vedi. che insomma Hai sofferto, vicenda... hai sofferto lo stress durante... abbastanza, ma fino all'ultimo. Quando arriverò appunto lunedì a Taranto, per me veramente è il segno di 3 anni, a parte tutti gli anni precedenti, ma veramente di impegno duro e anche di un backstage impegnativo. Però devo dire che hai ragione quello che dicevi, insomma. Intanto poi ringrazio te e la radio per ricordarsi sempre, insomma, del mio lavoro. Ne è valsa la pena e spero che lunedì ci sia questa conferma, insomma, anche dalle persone che ci raggiungeranno sia in biblioteca Clavio con l'assessora Fulvia Gravame e sia a Spazio Porto alla sera. Taranto Chiama è un progetto di citizen journalism in qualche modo? Allora, in realtà più che citizen è civic journalism, scusa se Okay. metto i No, puntini sulle i, perché fai io bene. ritengo, esatto, che il ruolo del giornalismo, esattamente come tu lo rappresenti molto bene, a mio avviso, e lo sai, il ruolo del giornalismo, dei giornalisti per le comunità è fondamentale. Abbiamo noi il compito e l'onore e l'onere, no, di leggere i quadri, le notizie, le informazioni e restituire alle comunità qualcosa che magari loro nella complessità non riescono a vedere. È appunto un grandissimo onere, perché ci si assume delle responsabilità assurde che vanno al di sopra magari della nostra portata umana, però quando si riesce a fare questo lavoro si può essere utili. E io devo dirti, dopo le prime presentazioni, anche vedendo insomma le vicende che stanno correndo intorno all'Ilva, mi sembra che i fatti ci stiano dando ragione. Io non voglio anticipare né strapparti, diciamo, troppo prima di lunedì, però mi piacerebbe molto chiederti come in qualche modo, che cosa ti sei portata a casa del rapporto tra la comunità di Taranto e la fabbrica. È una dipendenza, è una malattia, è una volontà latente? Che cos'è secondo te? Ma sicuramente c'è un rapporto, tra virgolette, tossico, questo lo possiamo dire, insomma, perché è vero che l'Ilva, anche se non c'è. Questa è la mia constatazione, quindi sia che rispetto alla popolazione che fa finta di non vederla, e questo mi ha colpito molto, perché c'è chi vive, e lo sappiamo, a Taranto ignorando, non volendolo più vedere, quindi c'è anche un effetto rimozione, che questo mi ha colpito tanto venendo in città, sia invece chi si accanisce. E quindi, volenti o nolenti, l'Ilva continua a condizionare la vita di tutti, per certi versi. Dall'altra parte invece, giusto per tirare su un po' il morale, e devo dire che tra il mio documentario e anche, devo dire, Linea Blu ha fatto un ottimo servizio a mio avviso, siamo stati in tanti, tu anche, anzi ti ringrazio sempre, a vedere che ci sono invece dei semi di persone che cercano di sfuggire da questo ganglio opprimente, e non sono più solo singole persone. Non a caso appunto a Spazio Porto con me ci sarà Francesco Zecca, che è responsabile appunto del centro Oikos per il Mediterraneo e l'ecologia integrale. In realtà c'è un ecosistema che, se da una parte è ignorato ancora dalle istituzioni, in realtà qualcosa di vero sta facendo in città, oltre tutte i ritornanti o i ragazzi, le ragazze, i giovani imprenditori che hanno deciso di non andarsene. Abbiamo tante responsabilità però rispetto a loro, perché l'inquinamento non cessa, quindi non basta dipingere tutto di verde, ecco.
E allora non resta che insomma partecipare e guardare il lavoro fatto con tanto impegno in questi ultimi 3 anni da Rosi Battaglia. Ricordiamo gli appuntamenti: la mattina alle 10 alla Biblioteca Clavio in zona Bestat e alle 19 a Spazio Porto a Porta Napoli, giusto? Esattamente, ti ringrazio. Sì, al mattino abbiamo deciso di fare questa presentazione alla stampa, ai protagonisti, ai donatori. Mi preme Quindi ricordare. la mattina alle 10 l'invito era per me, diciamo. Esattamente. L'ho capito solo adesso. Ok, Rosi. perfetto. Francesco, siamo sul pezzo. Bene. No. e poi appunto, in realtà appunto una cosa che mi premeva dire è che questo giornata, ma in realtà il film stesso è dedicato ovviamente a Celeste Fortunato e a Emilia Albano, che ho avuto la fortuna di conoscere, e come dire, però che sono 2 donne che ci hanno lasciato tanto, e in questo ti dico la verità, forse appunto sono una civic journalist anziché semplicemente una giornalista investigativa, perché penso che sia fondamentale il rispetto e, come dire, la relazione che si stabilisce con le persone e i territori. Questo ci fa la differenza, a mio avviso. Grazie davvero. Grazie a te Rosi, ci vediamo lunedì, in bocca al lupo per Taranto Chiama. Viva il lupo e la lupa. Grazie ancora Francesco e grazie a Radio Cittadella. Ciao. Ciao, grazie.